Amiche e amici dell'Ateneo Veneto, buonasera. Oggi, 21 novembre 2020, giorno della ricorrenza della Madonna della Salute, non si terrà nessuna processione perché tutta l'Europa e Venezia sono sotto la morsa del Covid-19. Siamo sotto pandemia e dunque, come facevano gli antichi veneziani, sono sospesi tutti i riti, le cerimonie pubbliche, le occasioni di contatto e di contagio. Perciò abbiamo pensato, noi dell'Ateneo Veneto, di farvi fare un viaggio virtuale, un percorso virtuale nella nostra Basilica della Madonna della Salute. Un percorso che si propone anche di capire e di cogliere il messaggio che fu dato nel lontano 1630, quando la peste imperversava a Venezia, e questo messaggio fu dato dal Senato veneziano. Fu un voto per cercare di accogliere la protezione della Madonna che cacciasse la peste. Nel 1630 e 31 Venezia registrò 46.490 morti su una popolazione di circa 142.000 abitanti. Circa il 30% morì. Questa è un'immagine dello Zanchi sulla scalinata della Scuola Grande di San Rocco che illustra quella terribile peste. Vedete, il problema primo da affrontare fu la rimozione dei tantissimi cadaveri che venivano buttati giù dai ponti, raccolti dai monatti e allontanati come pericoloso focolaio di infezione. Ma mentre lo scenario diventava tragico, ecco che il Senato veneziano, il 22 ottobre 1630, con 106 voti favorevoli, 5 non sinceri, cioè astenuti, così erano chiamati i voti astenuti, non sinceri, decide di dedicare a Santa Maria della Salute una chiesa che dovrà essere magnifica e con pompa della devozione nostra. Perché questa scelta di un femminino sacro cui appellarsi per liberarsi dalla peste? Perché Venezia è nata il 25 marzo del 421, giorno dell'Annunciazione. Non solo, ma è rimasta sempre vergine nella fede e nel dominio. Vi è quindi un'identificazione di Venezia con la salute. Baldassare Longhena, artista ed architetto di fama, presenta il suo progetto. Scrivendo: ho formato una chiesa in forma di rotonda, opera di invenzione nuova, essendo in forma di corona per essere dedicata a essa vergine. E in effetti questo progetto è veramente ambizioso, è veramente monumentale. Nel giugno 1631 il Senato infatti approva questo disegno mirabile di Longhena e decide che sia eseguita la chiesa, la basilica, alla punta della dogana, perché deve ispiccare eccellentemente la rotonda nell'apertura del sito da tutti i lati scoperta. E quale sito è più visibile, certo, della punta della dogana, fra il canale della Giudecca e il Canal Grande? E la basilica deve essere godibile sin di molto lungi, tale insomma da riuscire di vantaggio non picciolo alla maestà del luogo, all'ornamento della città, alle benedizioni di tutti. Eccolo qua. Nella geografia affettiva che gestiva l'urbanistica veneziana, il potere aveva già individuato dei luoghi per la gestione della sanità, cioè la sede del Magistrato alla Sanità, proprio vicino a Piazza San Marco, sulla fondamenta di Terranova e in faccia al bacino. Aveva individuato la sede della Scuola Grande di San Rocco, il santo attraverso cui il magistrato e la Repubblica avevano trasformato il culto in cultura sanitaria, cercando di promuovere quindi l'isolamento nei lazzaretti e la prevenzione anche non solo degli appestati ma anche degli sospetti. Vi era stata poi
la Basilica del Redentore durante la peste del 1576 si era fatto voto al Redentore che era comparso miracolosamente vicino ad un pozzo alla Giudecca e quindi dopo che la città fu liberata dalla peste, ecco che si eresse la mirabile Basilica del Redentore, il Tempio del Redentore gestito dai frati Cappuccini. E quindi ecco la ultima di queste scelte urbanistiche che cade proprio sulla punta della dogana, in un posto, come vi dicevo, strategico, come aveva detto il Senato e indicato Baldassar Longhena. Ma questa zona è una zona che è popolata da magazzini, è popolata da un monastero, da una chiesa della Trinità. Bene, non ci si pensa due volte, si rade al suolo completamente la zona e si conficcheranno. Pensate, come dice il Martinoni, autore con il Sansovino di Venezia città nobilissima, racconta che quel terreno in cui tutti gli edifici furono rasi al suolo fu costipato con 1.157.657 pali. Sì, perché a Venezia il terreno non è affidabile e quindi, soprattutto in quella posizione dove passavano il Canal Grande e da un lato e il Canale della Giudecca dall'altro, quel terreno sarebbe stato eroso, portato via dall'acqua, dall'Adriatico quando entrava con piene maree o quando era infuriato dagli elementi. E allora la tradizione costruttiva tipica veneziana era quella di costipare il terreno a fondo con pali che dovevano restare sotto il livello minimo di marea, non dovevano mai uscire all'aria. E si usarono 1.157.657 pali, in vista della mole grandiosa che avrebbero dovuto reggere. Non sappiamo se in effetti il Martinoni li abbia contati tutti, certo che fu un'opera di grande ingegneria che dovette, certo, avvalersi di molti dei pali tratti dai boschi della nostra terraferma. E questo fu il risultato. La posa della prima pietra avvenne il 25 marzo del 1631, la basilica comportò lavori per 50 anni, fu completata nel 1681, consacrata 6 anni dopo. Ovviamente dal progetto al prodotto finito ci furono varie variazioni. Per esempio possiamo considerare a sinistra il disegno di Longhena e a destra come sia molto più ridondante l'esecuzione, per esempio di statue e di elementi che pur appesantendo volumetricamente la facciata e tutti i lati di questa architettura a pianta centrale, però in realtà quando la vediamo sembrano alleggerire ulteriormente la volumetria. La protagonista fondamentale è ovviamente la Vergine che compare con il suo bambino, quindi la maternità viene esaltata all'apice del timpano sopra il portale centrale, ma ancora noi la troviamo sulla cupola principale. Eppure il Longhena aveva deciso che sulla cupola ci dovessero essere delle frecce, simbolo delle pestilenze, simbolo dei mali con i quali la divinità colpisce gli uomini. Invece si preferì mettere la Madonna, questa volta non la maternità come sull'apice del timpano, ma una Madonna capitana da mar, che ha lo scettro in mano del capitano da mar. E questa è una scelta simbolica, proprio perché è lì, in mezzo all'acqua, in mezzo alle due arterie di comunicazione di Venezia, di una Venezia che i mari ha voluto sempre conquistarli. Ma soprattutto, se la Madonna è all'apice della cupola principale, nella cupola secondaria, qui dietro, ecco che vediamo San Marco che tiene il timone. E quindi è completata questa simbologia della basilica come grande vascello pilotato dal potere della Repubblica sui mari. Ma vi sono anche molte altre statue in cui trionfa il femminino. Venezia, quando
sceglie di dedicare alla Madonna questa grande basilica, sceglie di celebrare il sacro femminino. E in tutte le statue esterne, ecco che trionfa con preponderanza la presenza del femminile, addirittura in nudità integrale come in questa. Ma andiamo all'interno e vediamo che il discorso si fa più complesso. Si articola il motivo del voto fatto alla Madonna e ce l'abbiamo, questo discorso, ben appalesato dall'arte di Giusto Le Cour. Venezia è una fanciulla in età da riproduzione, è una giovane fanciulla che prega la Madonna col suo bambino in braccio, simbolo di una riproduzione dedita alla redenzione dell'umanità, quindi a dare un figlio a Dio e agli uomini per ricongiungere quel patto rotto dal peccato originale. E in questa preghiera ecco che si appalesa anche quella che è la richiesta sulla destra del gruppo marmoreo. C'è un putto, un angelo, che sta cacciando una vecchia, macilenta, lacera, brutta. È la morte. È la morte, ma riprende una iconografia tipica dell'epoca della caccia alle streghe, della strega, della levatrice infida che sacrificava o offriva al diavolo i neonati. È il simbolo negativo della femminilità, è il simbolo contro cui si era accanita la caccia alle streghe e si erano accaniti i tribunali dell'Inquisizione. Tuttavia a Venezia l'Inquisizione non lavorò molto contro la stregoneria, troppo laico era il governo veneziano, che controllò anche il potere papale e quindi anche il tribunale dell'Inquisizione. Ma in questo gruppo marmoreo ecco che noi abbiamo tutto il senso del messaggio e del voto che la Repubblica fa alla Madonna perché si adoperi per liberare la città dalla peste, con una simbologia tutta nuova che pone al centro del culto il femminino. Ecco i particolari. Venezia non è più rappresentata da Marco, dall'Evangelista, da Leone, ma da una fanciulla di grande bellezza e con grande potenzialità riproduttiva. Saranno le donne che daranno la speranza alla Repubblica di poter reagire al crollo demografico provocato dalla peste. E saranno i provveditori alla sanità, con la loro attenta legislazione, a cercare di tutelare il momento della nascita, il momento del parto, con un'assistenza qualificata, con il controllo delle levatrici, che nel corso del Seicento si farà più serrato. Si esamineranno e si imporranno degli esami di aggiornamento alle levatrici, che fino ad allora erano state per lo più delle vedove, delle donne che avevano fatto molti figli e che quindi nell'ambito familiare aiutavano le donne a partorire. Bene, questa strategia politica che indirizza il culto pubblico alla Madonna della Salute corrisponde ad una strategia sanitaria che indirizza l'attenzione alla preparazione delle levatrici e al momento della nascita. Non a caso, in tutti gli altari che costellano questa pianta centrale della Basilica della Salute, noi abbiamo dei momenti della vita di Maria, dalla nascita, Luca Giordano, alla presentazione al Tempio, all'Assunzione, sempre di Luca Giordano, alla discesa dello Spirito Santo con al centro Maria, questo è di Tiziano, fino all'Annunciazione di Pietro Liberi e così via. Ma torniamo al cuore, al centro della chiesa, proprio sotto la grande cupola, dove ricordiamoci c'è la Madonna Capitana d'Amar. Noi troviamo un bellissimo pavimento policromo con 5 rose e 5 boccioli. Qui c'è tutta una cabala di numeri sui quali non sto a dilungarmi, ma sui quali sono stati versati fiumi di inchiostro. Ma quello che ci interessa è il centro, l'ombelico della chiesa che corrisponde all'ombelico del bacino e della città. Ecco questa scritta:
unde origo inde salus, 1631. 17 teologi e uomini di cultura avevano proposto le loro scritte, i loro motti, e fu scelto questo. Là dove c'è l'origine, l'utero femminile, l'origine del mondo, l'origine di Venezia, ecco, da lì si potrà attingere la speranza, la salute, la rigenerazione. E questo gruppo, questo insieme di messaggi si arricchisce ulteriormente per una disfatta che subisce Venezia. La guerra di Candia, 25 anni di guerra, le casse dello Stato sono tartassate dalle spese militari. Francesco Morosini dovrà lasciare Candia e però porta con sé quelli che sono i simboli della religione, i simboli della cristianità. Porta con sé questa Madonna nera, questa icona preziosa che aveva tanto valore per i cristiani di Candia, per sottrarla alle ingiurie degli infedeli. Questa Madonna, detta anche Mesopanditissa o mediatrice di pace, aveva un valore simbolico perché era stata veramente una mediatrice. Davanti a lei Candioti e Veneziani nel 1264 avevano siglato una pace dopo decenni di contrasti, ma la leggenda narrava anche che era stato l'Evangelista Luca a dipingerla e a donarla al vescovo di Candia, Tito, primo vescovo di Candia. In realtà l'icona è del XIII secolo, ma l'icona fu trasportata e fu collocata nel cuore dell'altare centrale, sotto il gruppo marmoreo di Giusto Le Cour, proprio il 21 novembre del 1670. E da allora la festa della salute coincise col 21 novembre 1670. Scelta intelligente, perché in realtà quel patto che il Senato aveva stretto con la Madonna, facendole voto: se ci liberi dalla peste ti dedichiamo una basilica sontuosa, unica nell'ombelico della città. Quel patto si trasforma in un'alleanza. I veneziani che hanno salvato l'icona della Madonna nera diventano i tutori della cristianità nell'Oriente, davanti a tutti gli infedeli. È questo un patto che viene sancito proprio nella identificazione del giorno della festa con il giorno della collocazione di questa Madonna. E tutte queste operazioni di culto, ma anche e soprattutto di cultura, i veneziani avevano l'intelligenza di trasformare i culti in cultura della civiltà anfibia, in cultura della Repubblica di Venezia. E in questa cultura l'introduzione della Madonna e di un Olimpo femminile, come avevamo visto nel gruppo di Le Cour, nella Mesopanditissa, sono veramente dirompenti, sono una rivoluzione copernicana nell'iconografia. Ricordiamoci che, ad esempio, proprio nella Sagrestia della Salute c'è questa pala portata da Santo Spirito di Tiziano e al centro non c'è una fanciulla che rappresenta Venezia, ma San Marco, l'Evangelista. A sinistra ci sono i due rappresentanti del sapere togato dei medici e dei chirurghi, i santi Cosma e Damiano. A destra San Sebastiano, che santo frecciato insegna a subire con rassegnazione la malattia, ma soprattutto San Rocco, come vi dicevo, che rappresenta invece l'indicazione etica di come l'appestato deve comportarsi isolandosi per non nuocere al prossimo, accettando di andare nei lazzaretti. Ecco perché la descrizione sintomatologica. Ma il culto di Maria non è isolato e non è limitato solo alla Vergine nella Basilica della Salute. È un culto che troviamo anche in altre due Madonne, in altri due edifici sacri che risalgono entrambi a due voti del 1630. Quindi
Non è una scelta unica questa della Madonna come referente per cacciare la peste, ma è anche una scelta di altri due esponenti di istituzioni religiose. Quella che vedete al centro è una suora, una servita, è Suor Maria Benedetta Rossi. Aveva fondato a Burano un convento agli inizi del Seicento e nel 1630 afferma di aver avuto una visione della Madonna che piangeva per la sofferenza a cui i veneziani erano sottoposti per il flagello della peste. E allora Suor Benedetta stava pregandola e le chiedeva di liberare la città. E la Madonna le rispose che solo un grande atto di fede, come la costruzione di un convento e di una chiesa, avrebbe potuto liberare i veneziani. Ecco quindi che, scomparsa la peste, Suor Maria Benedetta Rossi va dal doge e chiede che questa richiesta della Madonna sia esaudita. Passeranno gli anni e solo il doge Francesco Contin, durante la guerra di Candia, visto che le cose stanno andando male per i veneziani, pensa che anche la costruzione di una chiesa come indicato dalla suora servita possa essere un sistema per procacciarsi la protezione ulteriore di Maria. E quindi vedete a sinistra di questo affresco sul soffitto della chiesa, noi vediamo il doge che tiene in mano un disegno, un progetto di una chiesa a pianta centrale, molto simile a quella della Salute. E sopra, al centro del soffitto, ecco Maria. La chiesa verrà edificata. Purtroppo la prima pietra verrà posata quando la suora Maria Benedetta Rossi è già morta, ma verrà eretta e si trova alle fondamenta nuove ancora. Questa è un'immagine di com'era, ma come possiamo ancora vederla. E la pianta, lo spaccato, vedete, lo spaccato è molto simile a quello e ripropone forse per similitudine lo spaccato, pur in maniera più essenziale, più semplice, della Chiesa della Salute. La pianta è a pianta centrale, con 7 altari come le 7 spade che trafissero la Vergine. Per questa centralità, per queste affinità, per molto tempo il progetto di questa chiesa fu attribuito a Baldassar Longhena. In realtà è invece di Francesco Contin. Francesco Contin che lo realizzò, la chiesa fu dedicata al culto e accanto ci troviamo appunto il monastero delle suore, ma oggi è stato prima sconsacrata in epoca napoleonica, poi riconsacrata, poi di nuovo sconsacrata, oggi fa parte del patrimonio dell'USL, parte dell'ospedale civile. La scelta della chiesa sulle fondamenta nuove, dedicata per voto alla Madonna, fu una scelta ancora una volta che corrispose alla volontà politica. Suor Maria Benedetta Rossi voleva che la sua chiesa e il suo monastero fossero eretti alla Salute. Non aveva torto, aveva scelto il top. Invece il doge Molin la pose alle fondamenta nuove, in quella zona della laguna nord, che venne a corrispondere anche in maniera simmetrica e opposta ad un'altra zona della laguna sud, in cui c'era un'isola, un'antica isola con un'antica chiesa di San Clemente. E su questa isola si pone l'attenzione di un religioso, teologo, vicario generale del patriarcato, uomo non da poco, un giurista, e di nome faceva Francesco Lazzaroni. Diventò anche parroco di Sant'Angelo, della chiesa di Sant'Angelo. Durante la peste del 1630 il Lazzaroni fa un voto alla Madonna. Se mi lasci vivere, se potrò sopravvivere, verrò in processione al tuo santuario di Loreto. Però, passata la peste, il parroco sopravvive,
ma sopravvive alla peste ma non agli acciacchi della vecchiaia, per cui non può andare in processione e quindi pensa di convertire il voto in un impegno a costruire una casa della Madonna, come quella di Loreto. Però le chiese veneziane non hanno spazio, non vogliono che all'interno venga costruito questo facsimile della casa della Madonna di Loreto. E dunque il parroco cerca e trova finalmente, identifica un luogo, San Clemente. La chiesa di San Clemente è in abbandono. Fra l'altro da San Clemente era proprio partito il contagio del 1630, perché è arrivata una delegazione da Mantova e il lazzaretto nuovo era in cattive condizioni, quindi si pensa di dare un'ospitalità dignitosa a San Clemente. Si manda un falegname, il falegname va a conciare i locali, ritorna a Castello e di là divampa la pestilenza. Quindi da San Clemente in un certo senso era un luogo simbolico, perché da lì era partita la peste. A San Clemente c'era questa chiesa diroccata, o comunque in cattive condizioni, il Lazzaroni fa restaurare la chiesa e fa costruire questo facsimile, ecco com'era quindi l'isola e la chiesa, fa costruire questo facsimile della casa della Madonna. Ma la casa della Madonna ha tutta una storia, forse per chi non è proprio fedele sarà importante anche ricordarla. La casa era una casa molto umile a Nazareth, se non che quando arriva l'Islam, gli infedeli, ecco che la casa viene trasportata prima in Illiria e dopo a Loreto, dove attorno alla casa cresce un santuario dove lo stesso Bramante poi creerà un involucro, una specie di scrigno, un saccello di marmi per contenere questa umile casa, dove nacque Maria, dove crebbe e dove ricevette la visita dell'angelo e quindi l'annunciazione. Fare una facsimile di questa casa diventa quindi un punto d'onore per i Lazzareoni e questo è il risultato. Abbiamo una ricca profusione di marmi e anche una grande policromia sul lato. Una policromia che all'interno invece contrasta con un ambiente estremamente semplice, come le case e le camerette delle fanciulle di Nazareth. Vi sono dei lacerti d'affresco che tendono a riproporre la maternità, la presenza dei santi, ma ovviamente tutto fu ricostruito. E il Lazzaroni fece anche intagliare una Madonna nera che venne posta all'interno della casa. E quando si inaugurò questa casa e si riaprì al culto la chiesa in occasione appunto di questo trasporto della Madonna, i cronisti raccontano che il bacino frulicava talmente di barche che si poteva andare a piedi da San Marco fino a San Clemente. Ecco quindi come il culto di Maria divenne un culto centrale per quanto riguarda la contrapposizione alla peste, ma soprattutto non dimentichiamo che a governare e a pilotare la trasformazione dei culti in cultura sanitaria era sempre il Magistrato alla Sanità, che non a caso aveva sede proprio davanti alla Chiesa del Redentore e alla Basilica della Salute e che fu fatto demolire in epoca napoleonica proprio perché era un simbolo del buon governo, di un buon governo della sanità, ma anche e soprattutto di una attenta e intelligente gestione dei culti, delle credenze e della simbiosi fra quelli che erano i messaggi religiosi e i messaggi sanitari che uno Stato doveva mandare ai suoi sudditi, ma anche alle nazioni con le quali aveva contatto, per farsi depositario di quello che era il controllo e la lotta delle epidemie a livello interno e a livello internazionale. Grazie.